Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. I carabinieri hanno arrestato Guglielmo Ruisi, l'uomo latitante dal 10 ottobre scorso dopo aver sparato e ucciso per strada Salvatore Roberto Scamacca a Val Guarnera Caropepe. La vittima colpita dagli spari ha perso il controllo del mezzo. Incidente ieri pomeriggio nel Catanese in una zona di campagna di Biancavilla. Un 64enne è rimasto infilzato in un cancello mentre cercava di scavalcarlo. Ha riportato gravi ferite all'altezza del femore, ma è stato salvato da un passante che ha allertato i sanitari. Picchia il nonno e lo zio per delle questioni ereditarie. La Procura di Palermo ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un ventenne. Questa mattina ai mercati agroalimentari Sicilia di Catania sono state donate in beneficenza le 8 tonnellate di agrumi sequestrate dal Corpo Forestale e dai Carabinieri. Ripartiti 5 milioni di euro a vari comuni siciliani per contrastare il fenomeno sempre più in crescita come quello del randagismo. La quota maggiore delle risorse è stata stanziata per il comune di Catania. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle 19:30.